Martedì domani 20 maggio alle 11:30 nei locali del poliambulatorio di Lampedusa sarà consegnata una culletta termica di ultima generazione donata dal MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, nell'ambito del progetto nazionale Più Vita alla Vita, lanciato in occasione del 70° anniversario della fondazione del movimento. A benedire e consegnare il presidio sarà Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Oltre alla delegazione del MASCI, alla cerimonia parteciperanno tra gli altri il direttore sanitario dell'ASP Antonio Levita, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. La culletta, un dispositivo aerotrasportabile ad alta tecnologia, sarà destinata all'assistenza dei neonati in condizioni critiche. Con questa donazione celebriamo un'alleanza concreta tra solidarietà e sanità, ha dichiarato Antonio Levita. La culletta sarà utilizzata nei casi di emergenza neonatale.